Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio Sergio Benetello, che è il presidente dell'Italian Solar Info Center di Padova, ma abbiamo anche l'onore di poter annunciare per primi, insomma, la nascita nel settore edile di un brevetto made in Padova o più in generale made in Italy. Certo. Si parla di moduli abitativi prefabbricati. Detto così dice, beh, dove sta la novità? La novità sta nel fatto che questi sono i primi moduli abitativi prefabbricati a impatto energetico zero, se non più addirittura. Perché chi ricorda Sergio Benetello e l'Italian Solar Info Center sa che da una quindicina d'anni, ma avremo modo di parlarne domani in altra puntata, ecco, diciamo, chi se ne ricorda sa che da tempo l'Easy Center si qualifica proprio nella ricerca, nella realizzazione di quelle che una volta si chiamavano case passive e poi sono diventate addirittura case attive dal punto di vista energetico. Quindi nasce questo brevetto che permetterà di realizzare appunto con moduli ad impatto energetico zero o addirittura più delle case che possiamo definire prefabbricate. Il tutto l'abbiamo racchiuso con il nome Icaro Prefabbricati Antisismici, che è il nome dell'azienda, insomma, ma soprattutto vogliamo dire soluzioni ambientali medi in Padova, ma poi queste case hanno dei nomi simpatici che sono quelli legati ai pianeti. Anche. Spero di avere introdotto in maniera corretta. Da cosa nasce questa idea? Perché poi insomma le possibili applicazioni sono di diverso tipo, perché poi queste case in qualche maniera sono anche smontabili ed eventualmente replicabili, ad esempio in caso di terremoti o purtroppo altri disastri di carattere naturale. Sì, è molto esatto quello che ha detto il dottor Stelluto, cioè il nostro modulo costruttivo o abitativo, chiamiamolo così, è una semplificazione di un fabbricato in classe A, visto a livello modulistico con possibilità di intervento modulare di qualsiasi tipo di costruzione, e questo non è banale, ha caratteristiche elevatissime, cioè partiamo dall'antisismico per eccellenza, che è il fattore principale, oggi bisogna puntare decisamente su questo. Poi abbiamo l'insonorizzazione totale, che anche questo ci permette di vivere in un ambiente anche vicino a un'autostrada, vicino e non essere, come dire, soggetti ai rumori esterni. È ignifugo, pertanto non c'è la preoccupazione di provocare incendi, eccetera, totalmente ignifugo, salvo ovviamente le banalità della cucina, eccetera, che quello può sempre succedere, ma la struttura è totalmente ignifuga. E in particolar modo un altro fattore molto importante è quella che abbiamo usato anche il sistema della gabbia di Faraday in modo da evitare la possibilità di come dire, incendi dovuti a fulmini o interventi di onde elettromagnetiche che oggi tanto se ne parla. Sui fulmini in particolar modo abbiamo visto che l'anno scorso abbiamo avuto un aumento del 100 e oltre per cento rispetto ai precedenti anni. Sì, perché? Perché il nostro clima che sta cambiando, eccetera, ha messo in moto anche questa novità. Non abbiamo solo le bombe. Dei fulmini che si abbattono sulle case. Sì, si abbattono dove capitano, quando c'è un temporale, se ci sono alberi elevati, alti, prevalentemente li preferiscono, oppure torrette, eccetera, però anche le case non sono immuni, allora abbiamo pensato bene visto che abbiamo fatto un'eccellenza sul sistema costruttivo, questi moduli sono un'eccellenza per le loro tipologie e abbiamo messo anche questo, pertanto questo garantisce. Così la domanda banale, ma i parafulmini? Sì, beh, i parafulmini non servono per quello, per evitare problemi alle case. Hanno il loro senso, però qui non abbiamo bisogno di parafulmine perché la stessa è come noi vivessimo in una macchina. La macchina non può essere soggetta all'entrata del fulmine, come sappiamo, e di conseguenza queste case hanno le stesse grazie a questa gabbia di Faraday. Esatto. Questo possiamo in qualche maniera definirlo la sintesi di 15 anni di lavoro con l'Easy Center? Insomma, mi pare che abbiate messo insieme le tecnologie migliori dal punto di vista proprio della compatibilità ambientale. Proprio con l'Easy Center no, direi con la società Edilben Costruzioni, di cui io ho sempre fatto un vanto di valutazione, come dire,
termica importante, ancora quando non avevamo questi problemi energetici di costi e di inquinamento eccetera, noi puntavamo già... Comunque la sintesi di un lavoro di tanti anni. Di tanti anni, e nell'ultimo anno io mi sono soffermato prevalentemente o quasi esclusivamente su questo progetto, proprio per arrivare a dare il massimo di quello che poteva essere, perché anche il stesso sistema costruttivo con questi pannelli che vanno a incastro senza viti e senza nient'altro non è una banalità. Ecco perché non sono in legno queste. No, non sono in legno, sono un materiale totalmente ignifugo, non sono in legno. E questa credo sia una delle novità. Insomma. Certamente, evito di andare nei particolari perché abbiamo già avuto... Avete appena brevettato sì, l'idea. L'idea, e non è corretto e giusto che ovviamente chi avrà la volontà di acquistare saprà cosa... Certo. Comunque, ecco, quando parliamo di pannelli modulari si può sempre incorrere nell'errore di pensare che uno se la può costruire da sola. Questa in realtà, insomma, non è proprio così, non è Lego. Ecco, no, diciamo che in 8-10 giorni si fa una casa. Certo. Questo è per la natura di questa tipologia. Ed è una casa già finita con l'intonaco e tutto, pertanto le pareti sono apparentemente in muratura, ecco, con le stesse caratteristiche. Siamo nell'epoca del fai da te, uno magari può pensare... la stessa solidità. Su queste potremmo dire, noi stiamo lavorando anche come gruppo Icaro sulla possibilità di casette da giardino con meno performance di questi, ma sempre con la gabbia di Faraday e con ignifughe, pertanto potrebbero essere, quelle sì, le proponiamo sui centri commerciali. Ma anche perché le casette da giardino, lei prima mi raccontava fuori onda, insomma, l'idea è che sul tetto della casetta da giardino mettete i pannelli fotovoltaici, di modo che poi uno, se ha l'attrezzo elettrico, lo può caricare. Certamente, ma non solo, può supplire, perché su casette così mi stanno 2 kW di fotovoltaico, può supplire anche al consumo del suo fabbricato, perché lo metto in rete e di conseguenza c'è ancora il bonus del 50%. Detta così verrebbe da pensare, veramente le pensa tutte lei? Ma il mercato ci obbliga a far questo, già è difficile lo stesso, pertanto dobbiamo mirare ad avere dei prodotti che siano di continuità, ma anche, basti pensare che se io faccio l'acquisto di una casetta di questo tipo, siamo andati sul minimo, noi siamo partiti col massimo, costruzioni che poi vedremo appunto a monitor, perché con questi moduli possiamo fare qualsiasi tipo di costruzione. Ecco, senza darmi cifre però, quando vediamo delle cose belle, poi il problema è sempre il costo. Perché poi, lei lo sa meglio di me, ne abbiamo parlato anche tante altre volte, mettere a risparmio energetico un edificio, sì, in prospettiva è importante anche dal punto di vista ambientale, però insomma, comunque ha un costo. Sì. Questo tipo di moduli rispetto ad una casa normale costano di più? No, noi puntiamo, ogni singolo progetto avrà il suo costo. Vabbè, d'accordo, ma diciamo mediamente un 15% in meno. E l'ultima curiosità è vedere i disegni, i rendering che abbiamo proposto. Hanno le fondamenta queste case? No, più che fondamenta si basano su una platea, perché la platea mi è d'obbligo in quanto la devo isolare con materiale apposito per far sì che il terreno non mi trasmetta la temperatura sottostante. Pertanto non ho fondazioni classiche, ma ho una platea unica su cui vado a appoggiare e a agganciare il mio... E allora com'è che evitiamo che sia la casa dei 3 porcellini, voglio dire? Com'è che la casa è solida senza fondamenta? Ma perché la platea ha un peso e una caratteristica sufficiente a contenere tutto questo. No, certo, ma voglio dire, ma il modulo della casa è ancorato in qualche maniera. Questo... Sì, no, ci sono dei fissaggi su questa platea che vanno a interferire con... Poi la stessa va montata su delle guide, è un procedimento facile, come dire, non è stato facile mettere insieme il tutto, però oggi che è messo insieme ha una facilità di esecuzione, ripeto, in una settimana si potrebbe fare la casa, ecco. In pratica si mettono delle guide ancorate alla platea e poi in queste guide vengono inseriti io infilo il modulo prefabbricato e poi si costruisce. Con le mie finestre, con le mie porte, eccetera, eccetera. Grazie.
Il tutto si chiama Icaro Soluzioni Ambientali, Certo. ha sede a Padova ed è un brevetto, un nuovo brevetto di cui ringraziamo Sergio Benetello, che è il presidente dell'Italian Solar Info Center, di averci pregiato, di avere l'anticipazione. Brevetto Made in Padova, Made in Italy. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Alla prossima.